Beh. Gne gne, 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 gne gne. Allora Mondo, pausa merenda. Allora, visto che secondo quel che mette illuminata me diverto solo se fago fatica, so a metà fatica, eccomi qua, Castelfranco Veneto, fermo vedere Castelfranco Veneto, se noi bugiari dice che so bugiaro, con Miledi, eccola qua, bellissima, fermo vedere Miledi, se noi bugiari dice che so bugiaro, mamma mia, ma si tomato, cosa ha fatto in giro? Le zona rossa, gialla, verde, blu, viola, fucsia. Beh, a cosa conosciamo solo la zona granata, quindi non c'è problemi. Allora, cominciato l'anno alla grande nel segno della fatica e del divertimento. Ho fatto oltre 50 km di passeggiatine, ho fatto un colle con la mia amata e adorata Dulcinea che oggi è a casa a riposare. Stamattina mi sono svegliato e visto che nel frigo non c'era niente ho pensato, cazzo, o fago il giro di Atolia o fago il giro delle muraglie. Quindi sono venuto a fare il giro delle mura di Castelfranco, però prima cosa ha fatto il giro delle mura di Cittadella. Mamma mia, te morire. Allora, 2021 all'insegno della fatica, tanti progetti, programmi e promesse da mantenere. Ho in mente una sciccheria che, come che dice dai miei parti, spacche tutto. E purtroppo in giro c'è gente, vedo gente ancora, come si dice, fuori a bolla per via di questo coronavirus, gente con due mascherine una sopra l'altra, gente che va a fare la spesa con i guanti quelli dai vari piatti, gente da soli in macchina con le mascherine, eccetera eccetera. Va bene, dai, ognuno deve subito fare che cazzo che vuole. Purtroppo sta gente qua, cioè secondo me sta gente qua dovrebbe essere felice, no, di tutte queste limitazioni, tutte queste cagaie, no, perché almeno adesso si gana scusa, no? E in pratica la maggior parte della gente si deve fare la stessa vita del cazzo che faceva anche 2, 3, 4, 5 anni fa, prima che venisse fuori sta psicopandemia. Solo che adesso perlomeno gana scusa, no? Di stare sera in casa, di non fare un cazzo, perché alla fine è quello che ha sempre fatto, no? 8 ore di lavoro, lavorare tutta la giornata, sabato e domenica in giro per centri commerciali, il resto della giornata col culo sentato sul divano a buttare su chili col telefono in mano. Quindi dovrei essere felici, no? Perché, cioè, secondo me nella vita dipende sempre da come che ti vedi i problemi, da come che ti li affronti. Per esempio 2020, anno disastroso per la maggior parte dell'umanità. Da parte mia devo dire, no, che togliendo il fatto che a febbraio è venuta a mancare una delle persone più importanti della mia vita, tutto il resto dell'anno, nonostante tutte queste cagate di sto coronavirus e di sti covidiotti in giro per il mondo, cioè se sta veramente un anno spettacolare. Ho fatto 8 tatuaggi, ho scalato 3 cime, ho realizzato un desiderio che avevo, cioè di fare l'Italia da costa a costa in bici, ho fatto oltre 3800 km in bici, ho realizzato un altro desiderio che avevo da oltre 20 anni, quello di avere un furgone, camperizzarmelo e vivere dentro. E ho vissuto un mese da barbone, da pezzente, no, in campeggio perenne dentro il mio Shaggy, che saluto, ciao Shaggy, gne gne gne. Ho trovato una bellissima Graziella abbandonata sugli scogli sottomarina che ho sistemato e l'ho trasformata nella mia amata e adorata Dulcinea, e soprattutto ho passato le più belle vacanze natalizie degli ultimi anni, e questo qua lo devo alla madre dei miei figli, che ringrazio del cuore, che saluto. Quello che dovevo dirti te l'ho detto e niente. Quindi adesso che sono a metà fatica, finito di riposare e di mangiare la banana, fermo vedere la banana, se noi bugiari dice che so bugiaro, riparto verso casa. Ripeto, dipende sempre da come uno affronta la vita. Ho scoperto un grandissimo, cioè non c'è altri termini, Andrea. Adesso alla fine magari che tacco il video e sotto che metto il link della pagina YouTube di questa grandissima persona, e questo dovrebbe far nascere in ogni persona una domanda dopo che ha visto sti video. Che scusa se che go. Quindi per invidiosi tuttologi di Valnotauri eccetera eccetera un bel gne gne gne.
guardate quello che sei in grado di fare Andrea e au revoir. Fermo vedere Miledi. Mamma mia, ho già fatto 35 km e adesso via che torno io. Oh! Meno 60, che sia giusto. Boh. En la calle no pudo elegir, entre escombros y basuras tuvo que vivir. La calle le hizo portar y se rebeló. Y es que el tío no hay dinero. Es un gato raro. Su madre callejera, su padre siamés. Tiene 20 hermanos sin carabanchel. Busca en la basura algo que comer. Y es que el tío no hay dinero. Es un gato raro. López es algo especial. Desde cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco, su forma de andar. No está domesticado, es un gato ska. Sigue, 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 síguelo. Sigue, 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 sigue. Resiste López. Sigue, 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 síguelo. Sigue, 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 sigue. Resiste López. Flaco desnutrido tiene que comer. Le quita las pelas a los gatos, bien. Perros policía van detrás de él. Y es que el tío no hay dinero. La sociedad gatuna no le quiso entender. Por eso se revela y grita que les den. Es un reflejo claro de la sociedad. Y es que el tío no hay dinero. Es un gato raro. López es algo especial. Este cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco y su forma de andar. No está domesticado, mala libertad. Sigue, 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 síguelo. Sigue, 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 sigue. Resiste López. Sigue, 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 síguelo. Sigue, 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 sigue. Resiste López. Sigue, 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 síguelo. Sigue, 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 sigue. Resiste López. Sigue, 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 síguelo. Sigue, 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 sigue. Resiste López. López es algo especial. Este cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco y su forma de andar. No está domesticado, es un gato ska. Sigue, 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 síguelo. Sigue, 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 sigue. Resiste López. Sigue, 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 síguelo. Sigue, 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 sigue. Resiste López. Sigue, 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 síguelo. Sigue, 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 sigue. Resiste López. Sigue, 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 síguelo. Sigue, 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 sigue. Resiste López. López. Allora il mondo, allora arrivati a casa io e Miledi, fermo vedere Miledi, che siamo arrivati a casa, siamo i bugiari, dice che sono bugiaro. So, disintegra, fatto oltre 56 km, giro di Cittadella, Castelfranco e ritorno a casa, e mentre ero quasi arrivato pensavo, ma come posso concludere questa bellissima giornata? Stasera mi merito una bella bracciolia. Allora sono andato al supermercato a prendere le bracciolie, fermo vedere le bracciolie, sono i bugiari, dice che sono bugiaro, e sciccheria, torta sotto la ciliegina. Allora, entro al supermercato così, no? E una che ha avuto il coraggio di dire, guarda quello, non ha la mascherina chirurgica, non solo mette in pericolo se stesso, ma mette in pericolo anche gli altri. Ecco qua, appena finito di fare il discorso sui covidiotti. Frase che viene fuori da una persona che probabilmente l'anno scorso hasta ora, no, quando che non leggeva sta puttanata, si faceva tranquillamente sbattere sui bagni di qualche discoteca da chiunque passasse, senza neanche magari chiedere il nome, e adesso ha paura di infettarsi perché la televisione ha detto che si infettiamo tutti. Ah, signore, va bene, dai. Adesso farò il video e adesso, signore e signore, vi mostro cosa che puoi fare, la voglia di vivere, la determinazione, la motivazione. Ecco a voi Andrea De Vicenzi, un grandissimo. E dopo domandiamo se quale è la mia scusa e io scusa non era un grande. Au revoir. Aspetta che non vi impesta.
penso ancora pochi minuti e con Stefano saremo 5.602. Grazie alla mia famiglia, a Stefano, fondamentale per questa impresa, a Endurance Center, a Daniele. Prima il nostro obiettivo.